preparando i 5 borghi per disputare la finalissima 2012. Corsia 1 Colline Magre, corsia 2 San Carlo, corsia 3 Airali, corsia 4 Tuffo, corsia 5 Monasego. È il momento più elettrico del nostro palio finale. Airali, Monasego sempre in postazione, Tuffo si sta avvicinando, Airali quasi, San Carlo no, le Colline Magre sono ancora lontane. La preparazione della partenza è già difficile nelle batterie eliminatorie, figuriamoci nella finalissima. Tuffo in linea, Colline Magre uscita di nuovo, Rasinello delle Colline Magre, anche l'Airali, ci sembra più tranquillo Rasinello del San Carlo. Non merito. Monasego in postazione, Airali quasi, intanto il capitano richiama tutti i ragazzi a una maggior concentrazione. Colline Magre indietro, ci sembra abbastanza, assolutamente il capitano girato di schiena, evidentemente non erano ancora, per quanto riguarda le posizioni in linea, i 5 borghi. Ora le Colline Magre si sono allontanate, vanno a fare una grandissima Veronica, vengono richiamate dal capitano. Riprendiamo con il San Carlo, l'Airali in linea, il Tuffo quasi, ora sono usciti sia San Carlo, intanto continua a richiamare il palafreniere delle Colline Magre, il capitano, Monasego in postazione, l'Airali anche, il Tuffo leggermente indietro, San Carlo più uscito. Attenzione, sono tutti molto carichi, è la finale, d'altronde comprensibile questo momento di preparazione, tutto ciò è il fatto che se riesce a partire con quel piccolo di vantaggio, il capitano non ci si arrabba, poi sono usciti di nuovo tutti dalle proprie postazioni. Ora c'è una grande Veronica del San Carlo che rientra, ci sembra il più tranquillo l'Asinello del Monasego, Colline Magre, continui i richiami a tutti i bordi del capitano. Monasego, Tuffo, Airali, Veronica, rientro del San Carlo, Colline Magre quasi in postazione. San Carlo vuole partire di rincorsa, non non riesce a farlo di rincorsa. Ripresa con il Monasego sempre in postazione, San Carlo quasi, Airali. Che c'è? L'ha visto? Airali gli metteva la mano, vero? No, l'altro, anche quello davanti, gli metteva la mano sugli occhi all'altro. Hai visto? Quello vedi. Vediamo dalle urne. È una finale incredibile, anche le Colline Magre sono in gioco, è un gran duello per questi tre borghi, Tuffo, Colline Magre, Airali, tutti e tre possono vincere il palio. È il primo giro questo, sì. Come sempre la finale è uno spettacolo, una garanzia al palio. No, per me l'ha passata Airali qua. Ancora una volta Tuffo e Airali, un duello eterno.
tipo l'ha ripescato. È andata a vincere il qua. L'ha ripescato e è andato a vincere il qua.